On the other side of the strait called Heracles Columns, there is an island. Buona giornata da Sofia, sono qui nel Circolo dei Sardi e mi fa davvero molto piacere essere davanti a un personaggio molto importante sia per quanto riguarda la Sardegna ma anche per la sua carriera che ha svolto in tanti anni. Insomma, sono in compagnia del generale Gianfranco Vacca. Buona giornata generale, grazie. È trapiantato qui in questa bellissima città che ho avuto il piacere tra ieri e oggi anche di visitare. Da quanti anni? Io sono qui praticamente dal 2001 fisso, però ho cominciato nel 2000 come vicecomandante della brigata multinazionale Sud-Est e poi come addetto militare presso l'ambasciata di Sofia, che è stato il mio ultimo incarico. Poi per motivi di salute sono dovuto andare via e quindi sono in pensione già da qualche anno. Ecco, dopo una folgorante carriera, mi ha detto anche è stato comandante a Livorno per quanto riguarda i paracadutisti, insomma davvero un corpo speciale, adesso però si dedica ampiamente a questa attività del Circolo dei Sardi. Mi stava dicendo un Circolo dei Sardi un po' anomalo però rispetto agli altri. È un po' anomalo perché è nato in deroga alla legge regionale, praticamente abbiamo chiesto, ci siamo battuti per eliminare la norma che ci volessero almeno 100 iscritti per creare un circolo e invece noi con la nostra attività siamo riusciti a ribaltare questa legge. Abbiamo svolto innumerevoli attività con l'Università di Sassari, abbiamo svolto attività con la squadra del Cagliari Calcio, abbiamo svolto attività con le camere di commercio, abbiamo portato degli imprenditori facendo noi un accordo con la Camera di Commercio russa e abbiamo portato degli imprenditori a Mosca. Perché? Perché questo nasce come circolo dei sardi in Bulgaria e per l'Europa dell'Est. Quindi tutto quello che riguarda l'Europa dell'Est, per quanto riguarda ovviamente l'associazionismo dei sardi nel mondo, passa per questo circolo. E quindi davvero un'attività molto molto importante, così come ci ha descritto in questo istante. Insomma, quali sono le prerogative di questo circolo? Le prerogative sono l'entusiasmo e l'entusiasmo. E noi siamo il punto di riferimento per ciascun sardo che viene ad intraprendere o a visitare queste terre dell'est. Noi siamo pronti, accogliamo tutti. Ecco, quanti sardi ci sono, una mia curiosità, qui a Sofia? Dovremmo essere 23, se non ricordo male. Con attività commerciali? Per lo più con attività commerciali. Poi ci sono io che sono pensionato, poi c'è Alessandro Calia che è un tuttofare ed è l'anima, la vera anima del circolo e lui svolge le mansioni di vicepresidente del circolo. Ecco, com'è il tessuto sociale qui in Bulgaria in questo momento? Non voglio entrare in politica, diciamo che la Bulgaria sta vivendo un periodo di transizione un po' difficoltoso, però sono sicuro che ne uscirà perché è un popolo
testardo che assomiglia molto ai sardi, e poi le racconterò qualche cosa in merito, e sono sicuro che ne usciranno, anche se dovranno pagare un prezzo piuttosto alto, e sicuramente l'Europa non ha fatto tutto quello che poteva fare per favorire l'ingresso della Bulgaria. Ecco, parlando anche un po' di sport, non so se si occupa direttamente, ma immagino da cagliaritano sia tifoso del Cagliari, faccio una domanda proprio sul Cagliari, come lo vede quest'anno? Ho visto la partita di sabato e finalmente, nelle partite precedenti non ho detto finalmente, e poi guardate qua. Questo è il gioiello. Ecco, inquadriamo questo gioiello che avete qui davanti e ve lo ha spedito direttamente il mito del calcio italiano, nazionale, internazionale, Gigi Riva. Gigi Riva, insomma, io sono cresciuto nel mito di Gigi Riva, abitava vicino a casa mia, c'era la foresteria del Cagliari vicino a casa mia, e sono cresciuto nel mito, ho visto il Cagliari vincere lo scudetto all'Amsicora, allo stadio Amsicora, e poi sono stato abbonato anche una volta ha vinto lo scudetto, quindi sono appassionatissimo e seguo tutte le domeniche, seguo le partite della mia squadra del cuore. Insomma, invece il calcio qui in Bulgaria come è seguito? Ci sono due formazioni importanti. Il calcio è seguitissimo. È seguito anche per quanto attiene alle scommesse e al gioco d'azzardo. Le due squadre principali sono il Levski e il CSKA. Poi c'è il Ludogorets, che è la sorpresa degli ultimi anni, che sta facendo delle cose veramente interessanti. Tra l'altro, grazie anche al vostro interesse, mi avete accolto molto bene qui nella vostra sede, mi fa davvero molto piacere, generale, e avremo anche più tardi un nostro ospite qui, un grande campione, no, del calcio bulgaro, no? E qua dietro alle nostre spalle dopo lo intervistiamo. Certo. Vi farà vedere tutte le fotografie che ha fatto con il Milan di allora, quando giocava ancora a Rivera, Albertosi, eccetera eccetera. Stiamo parlando di Stankov, no? Sì, Stankov, ma i bulgari seguono il calcio italiano con molta passione. Eh sì, d'altro canto, insomma, il calcio italiano è davvero un calcio che è seguitissimo, ovunque vado io in Europa, ma anche in Inghilterra, Spagna, Germania, insomma, poi quando mi vedono dice sei italiano, subito dicono Juventus, però, devo dire la verità, generale. Va bene, dai, via. Non sono juventino. Tanto meno io. Però... Quasi in conclusione di questa nostra bella chiacchierata, anche perché so che ha un altro impegno generale, e quindi siamo alle conclusioni, cosa vogliamo dire al popolo sardo, ai sardi che ci stanno seguendo? Non ho l'ambizione di dare consigli. Normalmente quando qualche mio collaboratore veniva a chiedermi consiglio, io dicevo: l'unico consiglio che ti posso dare è di non accettare consigli. Quindi ai sardi posso solo augurare ogni bene. Io, la mia famiglia è in Sardegna, mio fratello è il sindaco di Milis, in un paesino vicino a Oristano, c'ho gli amici, frequento ancora la sezione H del liceo Dettori che ho frequentato 50 anni fa, mi hanno riaccolto nel loro ambito, e quindi cosa vi posso dire? Vi posso dire: guardate a queste terre dell'est con interesse, perché c'è molto da fare, c'è molto da visitare, c'è molto da vedere. Grazie generale. Forza Cagliari! E forza Cagliari sempre, grazie a lei, grazie.